Amen. Benedetto sia il Signore, benedetto sia il Signore, benedetto sia il Signore Gesù. Benedetto sia il Signore, benedetto sia il Signore, benedetto sia il Signore Gesù. Il nome di Dio è una fortezza, il giusto vive, salvo sarà. Il nome di Dio è una fortezza, il giusto vive, salvo sarà. Benedetto sia il Signore, benedetto sia il Signore, benedetto sia il Signore Gesù. Benedetto sia il Signore, benedetto sia il Signore, benedetto sia il Signore Gesù. Amen, benedetto il tuo nome, Signore. Alleluia, diamo un applauso al nostro Signore. Alleluia, gloria a Dio. E passiamo alla parola del Signore. Per questo chiamo il nostro pastore, che Dio lo benedica. E Dio benedica tutti voi, fratelli. Alleluia, Dio vi benedica, gloria al nostro Signore. Diceva Juan Carlos che il Signore ci parli. È importante quando noi comprendiamo o capiamo che a parlare non è l'uomo ma è il Signore. Io ho insegnato in passato che la parola di Dio è stata sempre data agli uomini in due modi, la parola scritta e la parola parlata, ma tutte e due sono del Signore. La parola scritta, quella che noi abbiamo, questa qui, non sarebbe stata possibile se non ci fosse stata una parola parlata. Prima è stata parlata e poi è stata scritta. E questa parola di Dio che noi riteniamo come una verità assoluta, anche se a parlare è stato Pietro, Paolo, Timoteo e tanti uomini di Dio che troviamo nella Bibbia, che non è stata una parola direttamente da Gesù o dal Padre o dallo Spirito Santo personalmente, ma tutti crediamo che è stata ispirata dallo Spirito Santo. Ed è importante capire questo. Per questo motivo vi invito oggi a stare attenti, a cercare di aprire l'orecchio spirituale in modo da poter ricevere la parola di Dio, stare attenti. E una cosa che disse Juan Carlos all'inizio che mi ha confermato questa parola di oggi, lui disse: se hai sonno svegliati, perché noi non possiamo venire a cercare al Signore con una attitudine di troppo rilassamento, perché non è così. Noi dobbiamo, quando veniamo alla casa del Signore, dobbiamo venire con uno scopo, con un obiettivo, ed è proprio quello, ascoltare la sua parola. Perché se no, a che cosa serve? A cosa serve? Dicevamo in settimana
A cosa serve la fede, dice Giacomo, senza le opere? Una fede senza opere è una fede morta, per non dire che non c'è. Un modo di dire che la fede non c'è, che la fede non esiste, che una persona che non riesce ad azionare o a manifestare la sua fede, semplicemente, dice Giacomo, non ce l'ha. E non avere fede vuol dire non essere cristiani, perché non esiste un cristiano senza la fede. Perciò attenti le vostre orecchie ad ascoltare la parola di Dio, perché, come è scritto, chi ha orecchi oda ciò che lo Spirito dice alle chiese. Prima Corinzi capitolo 9 versetto 24 al 27. Gloria a Gesù. Diamo grazie al nostro Dio perché abbiamo iniziato un nuovo anno, siamo al principio, siamo all'inizio e stiamo nel tema della fede, perché dobbiamo vedere la mano potente di Dio. Quest'anno vedremo, come abbiamo studiato durante il ritiro spirituale, vedremo quest'anno le cose che non si vedono, e le cose che non si vedono solo attraverso la fede. Prima Corinzi 9, 24 al 27 dice così, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo: non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta com'è? È temperato in ogni cosa. E quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi, dice Paolo, corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che, dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato. Amen. Signore, grazie ti diamo nel nome di Gesù. Grazie, Signore, per la tua parola. Questa mattina, Signore, ti vogliamo chiedere di parlare, Signore, al nostro cuore. Dacci una parola, Signore, che venga a scuotere la nostra anima. Dacci una parola, Signore, che venga a smuovere, Signore, i nostri ideali, i nostri pensieri, il nostro modo di vedere le cose. Dacci una parola, Signore, che venga a trasformare la nostra mentalità e a cambiare il nostro cuore, Signore, perché tutti coloro che ti vogliono seguire, Signore, devono, Signore, osservare tutti i tuoi comandamenti, perché diversamente, Signore, nessuno ti vedrà. Diversamente, Signore, nessuno ti vedrà. Per questo abbiamo bisogno di imparare, Signore, della tua parola sul come vivere, sul che cosa fare, su come camminare in questa via dove tu ci hai messo, Signore, a camminare. Nel nome di Gesù ti ringraziamo, Signore. Amen. Gloria a Gesù. Potete accomodarvi? C'è una cosa che vorrei farvi vedere prima di cominciare a predicare. Se puoi mettere, quello è un video, se puoi mettere play. Ecco. Guardate attentamente questo video che dura pochissimo. Lo abbiamo già visto, però qualcuno di voi non l'ha visto ancora.
Alza il volume se riesci. Un atleta il quale si è preparato duramente per quell'evento lì. A 250 metri prima di arrivare al traguardo gli succede un incidente. Ha avuto uno strappo al tendine di una gamba, della gamba destra. Se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più non ho. Nessuno si fermò ad aiutarlo, tutti andarono avanti. Ma aspetterò in silenzio perché io so che sei vicino a me. Mi rialzerai se non avrò più forze. Mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte. Mi rialzerai e in alto volerò. Mi rialzerai se non avrò più forze. Mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte. Mi rialzerai e in alto volerò. Mi rialzerai se non avrò più forze. Mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte. Mi rialzerai e in alto volerò. Sarai con me nel buio della notte. Ok, l'ho fermato io, era già alla fine. Che cosa ci può insegnare un semplice video come questo qui? Che cosa ci può insegnare? L'Apostolo Paolo dice che la nostra vita da cristiani è come quella di un atleta. E abbiamo appena letto, l'Apostolo Paolo sta dicendo: non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte, dice l'Apostolo Paolo, ai cristiani, correte in modo da riportarlo o da riceverlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi
per una incorruttibile. Io quindi, dice Paolo, corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, non come batte l'aria, anzi tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato. Abbiamo visto un atleta che si era preparato tutto l'anno per poter fare la sua corsa. E quest'uomo, andando a vedere nella sua biografia e nell'istoriale di quelle Olimpiadi, era il preferito. Era il preferito. Molti erano convinti che lui avrebbe vinto quella corsa. Ma lui, quest'uomo, a metà percorso, più o meno, 250 metri prima del traguardo, ha uno strappo al piede. E lì vediamo il carattere di quest'uomo. Nessuno si aiutò si fermò ad aiutarlo. Nessuno. Tutti hanno corso, ognuno per il proprio interesse, nessuno si curò di lui. Mentre ci sono altri video dove vediamo altri atleti che si sacrificano per gli altri. In questo caso no. Tutti andarono avanti verso il premio. Ma vediamo quest'uomo nella sua determinazione, perché lui dice: per me la corsa sembra finita, anzi era finita, perché lui non avrebbe vinto più niente. Ma la sua determinazione non è stata nel vincere il premio, ma nel finire la corsa. Quanti di noi siamo fermi? Quanti di noi siamo a terra provando un dolore? Quanti di noi siamo abbattuti per un problema, per una malattia? Quanti di noi? E per questo motivo pensiamo che nella nostra mente possiamo dare luogo a pensieri di: non ce la faccio più, non vado più in chiesa. Da quando sono cristiano le cose mi vanno sempre male, di male in peggio. Forse è meglio se torno al mondo. Molti cristiani stanno pensando così. Ma quest'uomo, che io credo che nulla accade per caso, ci insegna e ci dà una grande lezione, che non importa quanto sia il dolore, non importa quanto tu possa star soffrendo, perché avendo visto il suo video, lui non riesce, in un primo momento, non riesce neanche a posare il suo piede, non riesce, non ce la fa. Alla fine vediamo che cammina zoppicando, ma all'inizio no. Lui sta correndo con un piede solo. Ha un dolore terribile, lo abbiamo visto nell'ultima fotografia che hanno messo alla fine del video. Noi dobbiamo avere questa determinazione, finire la nostra corsa. Finire la nostra corsa. Perché ci dobbiamo fermare? Perché dobbiamo fermarci a guardare il problema, il dolore, la difficoltà? Che alla fine l'Apostolo Paolo ci insegna, Gesù ci insegna, Dio ci insegna che fa parte del nostro percorso, fa parte della nostra corsa. Ma una delle cose che questo video ci mostra è come all'improvviso, con una spontaneità, esce fuori un uomo ad aiutarlo. Era suo padre. Un padre sta sempre a guardare. Un padre sta sempre a preoccuparsi per il dolore di un figlio. Un padre sta sempre pronto ad aiutare un figlio. Dio
è nostro Padre. E quando noi non ce la facciamo, quando noi fisicamente non ce la facciamo, quando noi umanamente non ce la facciamo, lì arriva il Signore e ci sostiene, perché Lui ci sostiene. Senza di Lui noi non riusciamo ad andare avanti, è Lui che lo fa. Questa è la nostra fiducia, questa è la nostra fede. Io cammino, io mi sforzo. L'Apostolo Paolo dice: io maltratterò o tratterò duramente il mio corpo, dice l'Apostolo Paolo. Vuol dire sacrificio, vuol dire temperamento, vuol dire disciplina. Ma anche quando cadessi non ci arriverò magari con le mie forze, ma per la mia determinazione il Signore mi può prendere in braccia e portarmi verso la meta. Per il mio sforzo, per il mio sacrificio e per la mia determinazione. Quest'uomo è passato alla storia per essersi rialzato, per non essersi arreso, e ci insegnò una grande lezione. Una grande lezione. La nostra vita, dice l'Apostolo Paolo, è come un atleta. Noi siamo come un atleta e dobbiamo andare avanti, dobbiamo avere questa determinazione della quale parla l'Apostolo Paolo, dove dice: io corro, io corro. Noi dobbiamo correre. In questa corsa nella quale noi ci troviamo, dobbiamo correre. Stiamo studiando durante la settimana il cammino della fede, perché è un cammino dove ogni cristiano deve camminare. Ma in questo cammino, in questa via che ognuno di noi ha intrapreso ricevendo Cristo come Salvatore, in questa via noi dobbiamo camminare, sì, ma l'Apostolo Paolo ci parla di un modo diverso, così come lui lo vede e così come lui lo faceva. Perché ci sono cristiani che nella via del Signore camminano e va benissimo. Ci sono cristiani nella via del Signore che non camminano, corrono. Cristiani che camminano, cristiani che corrono. Ma ci sono tanti cristiani che nel bel mezzo del suo percorso si sono fermati e si sono messi a sedere e sono passati da atleti a spettatori. Sono tre tipi di cristiani che ci sono nelle chiese: cristiani che camminano, cristiani che corrono e cristiani seduti. E seduti non letteralmente, seduti nella fede, seduti nella loro vita cristiana, seduti senza fare niente, che non ci pensano alla loro vita, non pensano al regno di Dio, non pensano a nulla e si sono conformati, dice l'Apostolo Paolo, a questo mondo. Si sono conformati, si sono adattati a questo mondo, tanto che non gli interessa la propria vita, l'opera di Dio, e come conseguenza ci va di mezzo anche la famiglia. Noi siamo stati chiamati, se siamo adulti, se siamo genitori, siamo stati chiamati perché attraverso di noi la nostra famiglia possa essere raggiunta. Per quello siamo stati chiamati noi genitori. E abbiamo una grande responsabilità, Per quanto riguarda mio figlio Giosuè, io non mi fermerò di pensare a lui fino al giorno in cui lo vedrò qui, lui in piedi predicando. Perché questo è il mio compito, questa è la mia responsabilità.
lui mi deve succedere nel ministero. Abbiamo questa responsabilità, ma quando noi ci conformiamo, quando noi ci mettiamo in uno stato di stand-by, in uno stato dove non abbiamo più voglia di niente, la nostra vita spirituale va sempre a scendere, a spegnersi, fino al punto che il nostro spirito può morire. Ma purtroppo, parlo per genitori e adulti, quando una persona trascura la sua vita spirituale non ci va di mezzo solo lui, tutta la famiglia. Tutta la famiglia. Un marito che non si santifica, un marito che non sta a curarsi della sua vita spirituale, ne pagherà le conseguenze la sua famiglia. Stesso per la moglie, ma ha più responsabilità il marito per la famiglia. Quando Eva peccò, il peccato entrò per causa della moglie, il peccato entrò nel mondo per causa della donna, e fin qui siamo tutti d'accordo, così dice la Bibbia. Ma quando Dio viene a cercare dice: Eva, dove sei? Eva, che cosa hai fatto? Dice così il Signore? No. Il Signore dice: Adamo, dove sei? Che cosa hai fatto, Adamo? Chi aveva peccato? Lei. A chi il Signore cercò per fare i conti? A Adamo. Per questo è necessario che ognuno assuma la propria responsabilità. Ognuno. Ci vuole determinazione nella vita. È necessario essere determinati nella vita. Io farò questo, io lo farò così, voglio fare questo nel Signore e lo farò. Non che a metà cammino, a metà corsa, un problema mi deve abbattere. No. Qui stiamo parlando, fratelli, del nostro carattere. È necessario che il nostro carattere venga formato e che tutti noi diventiamo cristiani e cristiane di carattere, pronti ad affrontare qualsiasi tipo di avversità, qualsiasi. L'Apostolo Paolo dice nel versetto 25: chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa. Il temperamento ha a che fare con il carattere. Essere una persona temperata è essere una persona determinata, una persona matura, una persona che non fa il bambino. Ho già spiegato che cosa succede quando si prende un ferro pieghevole, un ferro dolce, un ferro docile. Che cosa succede quando lo si mette nel fuoco a temperare? Lo si tira fuori, lo si raffredda. In quel processo il ferro soffre una trasformazione. Le sue molecole cambiano, si spostano, si comprimono, si uniscono di più, e quel ferro che prima si piegava non si piegherà mai più. Questo vuol dire temperamento. Io sto camminando nella via del Signore, ma a metà strada si presenta il diavolo e mi fa una bella offerta. Mi dovrei piegare io al volere suo? No,
ci vuole temperamento. Dopo 40 giorni può avere un uomo fame? Dopo 40 giorni di digiuno? Sarà che un uomo dopo aver digiunato 40 giorni ha fame? Si presenta il diavolo da Gesù e gli dice: se tu sei veramente figlio di Dio, comanda a queste pietre che si convertano o che si trasformino in pane. Lui pensava che stava parlando con una persona qualsiasi. Perché non le ha detto di che quelle pietre si convertano, che so, in un fiore o in un pezzo di legno? No, in pane. Perché? Perché sapeva che Gesù aveva fame. Il diavolo dice: se lo convinco a trasformare questa pietra in pane, il risultato sarà che se lo mangerà, vedendolo, perché la tentazione sarà forte, avendo digiunato 40 giorni. Quante volte il diavolo si presenta da noi? Ci vuole carattere per non farsi ingannare, per non dare retta, al nostro nemico. L'Apostolo Paolo, parlando dei cristiani, ci insegna e ci dice che un cristiano non può un cristiano dire o essere cristiano o dire di esserlo rimanendo bello tranquillo, come che nulla succede, come che va tutto, come che, non lo so, senza progetti nella sua vita, senza obiettivi, senza ragione di vivere. Cristiani che vivono ma non sanno perché cosa vivono. Cristiani che non sanno perché sono sulla terra, cristiani che non hanno un obiettivo nella loro vita. L'Apostolo Paolo dice che se noi siamo cristiani va bene camminare, ma non basta. Quando c'è bisogno bisogna correre nel regno di Dio. Dobbiamo darci da fare nel regno di Dio. Dobbiamo essere, come si dice, dinamici, persone in movimento. Si dice così? Non si può essere cristiani lì che stanno a guardare senza pensare niente, senza una motivazione valida per vivere. Ma quanti di noi evangelizziamo durante la settimana? Quanti? Perché se non lo facciamo, vi posso garantire che il Signore di questa cosa qui si vergogna di noi. Si vergogna. L'atleta, quando il figlio ha avuto l'incidente, lo prende, corre insieme a lui e lui continuava a dire una cosa. Il padre lo si sente nell'audio originale, mi sembra che è in inglese, e dice: è mio figlio. Il padre è orgoglioso del figlio per la sua determinazione, perché sapendo che tutti sono arrivati alla meta, ma il figlio dice: no, io devo finire la mia corsa. Fa niente se mi danno la corona, fa niente se non mi danno il premio, io la voglio finire questa corsa. Ci saranno molti cristiani determinati che anche se non riceveranno corona, perché non tutti la riceveranno, ma vogliono finire la corsa. Vogliono finire la corsa nel Signore. E il padre lo sosteneva e diceva: è mio figlio. Sarà che il Signore ci prende, cammina con noi, è orgoglioso, grida a tutti gli spiriti che ci sono lì, perché noi siamo circondati di spiriti, e dice: è mio figlio questo qui. O lo facciamo vergognare?
Questo è biblico. No, non è una cosa che mi è solo passata per la mente. Satana si presenta davanti a Dio e Dio gli dice: hai visto il mio servo Giobbe? Hai visto? Non era forse orgoglioso di Giobbe? Perché lui era integro, lui era retto, lui era, dice la scrittura, perfetto, che vuol dire maturo. Era orgoglioso. Noi cristiani non possiamo rimanere a guardare. Non possiamo. Perché, fratelli, la verità è questa. Noi siamo qui perché vogliamo essere salvati. Noi siamo qui perché vogliamo andare in cielo con il Signore. Se no, a quest'ora io ero al parco ad ubriacarmi. Ero in giro con gli amici a fare tutte le schifezze che facevo prima che il Signore mi chiamasse. Io ero pieno di amici prima di conoscere il Signore. A 15 anni ero già riuscito a 16 anni ero già riuscito a montare su una piccola officina dove facevo lavori di ferro, saldatura, guadagnavo bene, ma non ho mai avuto nessun obiettivo nella mia vita. Ogni volta che finivo un lavoro prendevo i soldi e finché finivano con l'alcol, le birre. Per questo avevo molti amici. Quando mi sono convertito, tutti gli amici sono spariti e alcuni di loro si sono messi addirittura contro di me, nemici. Ma il Signore mi chiamò perché mi voleva salvare. Il Signore mi chiamò perché voleva che la mia anima non andasse a finire nelle fiamme eterne. Per questo il Signore mi salvò. Ma per non andare di là, per non andare nelle fiamme, e per poter andare col Signore bisogna essere cristiani dinamici, cristiani che camminano, cristiani che corrono, cristiani che non perdono tempo, cristiani che dovunque vanno parlando del Signore. Questo è il modello biblico. Il cristiano dovunque va deve parlare di Dio. Per questo nei nostri paesi siamo odiati, almeno. Non so se adesso i tempi sono cambiati, perché i tempi cambiano, ma quando ero ragazzo, uno dei motivi per il quale alcuni dei miei amici sono arrivati al punto di odiarmi era perché il Vangelo e i cristiani erano odiati. Odiati! Al punto che nella mia chiesa, da dove io venivo, da dove io sono partito, quando sono arrivato in Italia, hanno fatto una vigilia, una notte, e sono arrivati da fuori altre chiese con un pullman, mentre loro erano dentro a lodare il Signore, fuori uno dei vicini tagliava i freni del pullman e la chiesa era in alto. E partirono verso giù, verso la piazza della città, senza accorgersene. Risultato: molti feriti e uno morto. Uno morto. Molti odiati nella nostra città dai nostri amici e dai nostri vicini. Perché? Perché facevamo la volontà di Dio. Se noi vogliamo
andare con Gesù, fratelli, non possiamo pensare che va tutto bene e che stiamo bene come stiamo. Non si può, a meno che noi lo stiamo facendo veramente. Se noi stiamo veramente facendo opera da cristiani, va bene, ma se noi non lo stiamo facendo, dobbiamo pensare bene, dobbiamo riflettere bene. Non sia che avendo predicato ad altri, noi stessi veniamo squalificati. Vuol dire messi fuori, messi da parte. Hai cominciato a correre, sì, ma non ti sei comportato, come dire, non sei stato onesto nella tua corsa, non sei stato integro, sleale. Perciò fuori. Così dice l'Apostolo Paolo. Chiunque di noi che voglia andare col nostro Signore Gesù Cristo deve per forza fare qualcosa per la propria vita, ma anche per il regno di Dio. Se noi non stiamo a fare niente, se noi pensiamo che far parte di una chiesa e venire in chiesa la domenica o anche a tutti i culti, se pensiamo che quello basta per andare con Dio, non è così. Non basta. Non basta. Nella Bibbia troviamo le parole del proverbista nel capitolo Proverbi 13:4. Proverbi 13:4. Vediamo che cosa ci dice. Chiunque fa l'atleta, no. Il pigro desidera e non ha nulla, ma l'operoso sarà pienamente soddisfatto. Cos'è un pigro? Uno che non vuole fare niente. E si può essere pigri nella vita nostra di tutti i giorni, e si può essere pigro nella nostra vita spirituale. Una pigrizia naturale e una pigrizia spirituale, e solitamente chi è pigro nella vita naturale è pigro nella vita spirituale. Proverbi 21:25. I desideri del pigro lo uccidono, perché le sue mani rifiutano di lavorare. Perché dice lo uccidono? Perché il pigro non ha pace, desidera e dice: Signore, dammi questo, Signore, dammi questo, Signore, perché non me lo dai? Signore, perché? La stessa persona vede che altri cristiani sono benedetti, allora lui non ha pace, perché ha molti desideri ma non riceve niente. Perché non riceve niente? Semplicemente perché non vuole fare l'opera di Dio. Semplicemente. È necessario darsi da fare nell'opera di Dio, perché ho detto giorni fa, se noi ci occupiamo delle sue cose, dell'opera di Dio, Lui si occupa delle nostre cose. Se io mi occupo della sua opera, Lui si occupa della mia vita, della mia famiglia, del mio lavoro, di tutto. Di tutto. Salomone, metti le diapositive. Salomone dice:
Proverbi 6:6. Lo leggiamo nella Bibbia. Quella immagine vi dice qualcosa? Avete mai letto? Proverbi 6:6. Così dice Salomone. Leggiamo un attimo, Dal 4, Proverbi 6, dal 4 all'11. Che cosa dice? E qui non sta parlando in senso letterale. Non dar sonno ai tuoi occhi, né riposo alle tue palpebre. Non dare, ripeto, non dar sonno ai tuoi occhi, né riposo alle tue palpebre. Perché ho detto prima e ho ricordato le parole di Juan Carlos all'inizio. Adesso se qualcuno ha sonno si svegli. Io ho visto la conferma del Signore nella sua espressione, in questo messaggio. Non dar sonno ai tuoi occhi né riposo alle tue palpebre. Versetto 5. Liberati come il capriolo dalla mano del cacciatore, come l'uccello dalla mano dell'uccellatore. Versetto 6. Va pigro alla formica, vuol dire va e guarda, osserva le formiche, considera il suo fare o il suo lavoro e diventa saggio. Essa, cioè la formica, non ha un capo. Tutti abbiamo un capo, che ci guida, ci dirige. La formica non ha un capo, né sorvegliante né padrone. Ma essa prepara il suo nutrimento nell'estate e immagazzina il suo cibo al tempo della mietitura, fino a quando, o pigro, te ne starai coricato? Quando ti sveglierai dal tuo sonno? Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare? La tua povertà verrà come un ladro e la tua miseria come un uomo armato. Io vengo dal campo, ho visto le formiche. Le formiche hanno le tane, sottoterra hanno delle grosse tane che a volte sono talmente grandi che non finiscono mai, non finiscono più, a secondo di quanto sia grande la famiglia di quelle formiche. Fanno buchi per terra e vanno a scavare, occupano un grande spazio di terra e hanno delle caverne dappertutto, e hanno delle tane dappertutto. C'è una colonia dentro di formiche, una vera e propria costruzione. È come una città sottoterra. È come una grande città dove ogni formica ha il suo luogo, la sua dimora, e ci sono le strade, le vie. È bello, eh? Questa è una cosa bella da studiare, da analizzare. Ma Salomone dice: considera la formica, lei che è un animale senza intelletto, che non ha un capo,
non ha un sorvegliante, non ha nessuno che la guidi, eppure se noi andiamo a guardare le formiche, escono tutte insieme come un battaglione e vanno a raccogliere le foglie e tutte in fila, una segue l'altra. Hanno un ordine, sono talmente precise, vanno da una parte e non ritornano nella stessa via, ritornano in un'altra via. E hanno un ordine talmente preciso e vanno e prendono le foglie, prendono la frutta, prendono qualsiasi cosa, pezzettini di pane, quello che trovano e lo portano dentro le tane e stanno tutta l'estate immagazzinando, perché quando arriverà l'inverno non potranno uscire a mangiare fuori, avranno la dispensa piena dentro la tana. E Salomone dice: guarda le formiche e diventa saggio, impara. Di che cosa sta parlando Salomone? Sta parlando del darsi da fare. Darsi da fare. Se noi come cristiani ci diamo da fare, figurativamente parlando o simbolicamente parlando, se noi ci diamo da fare nell'opera di Dio, stiamo immagazzinando. Perché la Chiesa non ha mai visto crisi? Perché la Chiesa del Signore non ha mai passato la crisi, non l'ha mai vista la Chiesa del Signore? Ci sono tante chiese che hanno chiuso, ma la Chiesa del Signore non ha mai visto crisi, mai. Perché quando uno si dà da fare, sta immagazzinando. E anche quando nel mondo c'è crisi, nel cristiano non ci sarà mai. Mai. Non ci sarà mai. Questo è un tema molto importante, dove l'Apostolo Paolo ci insegna che noi come atletica dobbiamo imparare a correre. E anche quando soffriremo uno slogamento o ci strapperemo un tendine o magari inciamperemo perché c'era un sassolino lì sulla strada mentre correvamo, ci dobbiamo alzare. Ci dobbiamo alzare e continuare a correre. Ci dobbiamo alzare e riprendere la nostra corsa. Mai fermarsi. Mai. Un cristiano non si può fermare. Un cristiano non può assumere una posizione di, non so se si capisce, di stand-by. Vuol dire pausa. Una posizione di pausa. Cosa fai, fratello? Niente, sono in riposo adesso. Sto facendo la mia pausa chiesa. Mettiti a servire. Fai questo, bisogna cantare, bisogna predicare, bisogna dirigere il culto, bisogna pulire la chiesa, bisogna cucinare. No, adesso no. L'anno prossimo vediamo se il Signore me lo dice, perché quando lo dice il pastore non lo dice il Signore. Deve scendere l'arcangelo Gabriele a dirgli di fare quello che devono fare. Un cristiano, se vuole immagazzinare per avere tutto il necessario tutto l'anno, deve darsi da fare. Darsi da fare. E anche per questo motivo la Chiesa ha introdotto il tempo delle primizie, perché tutto questo fa parte. Uno non sa che versando una busta nell'opera del Signore sta immagazzinando per tutto il resto dell'anno. Ma così è. Così è, sia che io ci creda o che non ci creda, è così. Una delle cose
che avevo nella mente ieri sera mentre scrivevo questo messaggio, che lo dico con convinzione, immagini che avevo nella mia mente e credo che sia stato il Signore a metterle lì. Pensavo che cosa succederebbe se noi dormissimo dove andiamo? Che cosa succederebbe se io mi alzo la mattina, vado a lavorare e mi metto a lavorare a lavoro? Sì, cosa ho detto? Sì, mi metto a dormire a lavoro. Che cosa succederebbe? E pensando a questo, riflettendo su di questo, ho visto delle immagini che sono andato poi a cercare. Che cosa succederebbe se uno assumessi questo atteggiamento nella vita di tutti i giorni? Fa ridere. Sotto la scrivania la signora e lui sulla scrivania. Che cosa succederebbe se noi ci comportiamo così nella nostra vita di tutti i giorni? Quella è l'ultima. Lasciamo quella, fa più ridere. Che cosa succederebbe? Che cosa succederebbe? Là dietro c'è un'altra persona che lavora dietro di lei. È un ufficio, si sta lavorando. Ma se in quel momento arriva il capo, non che uno deve dormire quando non c'è il capo, no, non si deve dormire mai. Ma che cosa succederebbe se arrivasse il capo in quel momento? Il capo dice: questa te la perdono. Il giorno dopo ancora a dormire. E l'altro giorno ancora a dormire. E tutta la settimana la trova a dormire. Che cosa farà il capo? Cosa? La manda via. Che cosa farà il capo se durante una settimana, ogni volta che viene a vedere nella scrivania, trova a lui o a lei a dormire? Che cosa farà il capo? La licenzia, la caccia via. È facile da capire la conseguenza. È facile. Il capo perdona la prima. Contrattano un vigilante perché doveva vigilare sulla costruzione e nelle costruzioni lasciano lì bettoniere, attrezzi, cose di valore, e contrattano un vigilante lì perché doveva vigilare quando loro non lavoravano. Dopo 15 giorni, un mese, il vigilante aspetta il capo. Quel giorno non se ne va, finisce il suo turno, ma lui si ferma perché ha una cosa importantissima da comunicargli al capo. E lo aspetta quando il capo arriva a lavorare, solitamente
i capi, alcuni arrivano un po' più tardi, e lui dice: capo, ti stavo aspettando perché ti volevo dire una cosa importante. Sì? Sì, ti voglio raccontare un sogno. Io ho sognato, gli dice, che qua sono entrati i ladri, si sono portati via tutto e io che stavo difendendo mi hanno ucciso. E sei preoccupato? Dice il capo. Sì, sono molto preoccupato. Allora gli fa sulla spalla: meno male che è stato solo un sogno, sei licenziato. Perché lo ha licenziato? Perché se ha sognato vuol dire che stava dormendo. E lui non poteva dormire, lui doveva lavorare, doveva vigilare, non era pagato per andare a dormire. Ma mentre dormiva ha fatto un sogno e glielo racconta al capo pensando di fare un bene, ha confessato ed è stato licenziato. Perché lo ha licenziato? Perché dormiva. Che cosa fa il capo? Si trova così le persone nell'ufficio durante una settimana, li licenzia. Che cosa farà il Signore con noi? Se ogni volta che viene a vedere che cosa stiamo facendo, stiamo dormendo. Che cosa farà il Signore con noi se ogni volta che viene a vedere le opere nostre, perché ogni cristiano deve avere opere? La fede senza le opere è una fede morta. E il cristiano deve forzosamente avere fede. E se deve forzosamente avere fede, deve forzosamente stare all'opera. Non c'è un altro modo di fare i cristiani, non c'è. E quello che facciamo lo dobbiamo fare bene. Perché a volte lo facciamo, ma lo facciamo male. E il capo viene a vedere il nostro lavoro, e dico il capo, e ci trova a dormire. E ci trova a dormire una volta, ci trova a dormire 2 volte, ci trova a dormire 3 volte, ci trova a dormire 4 volte. È venuto tutto l'anno e ci ha trovato sempre dormendo. Che farà con noi? Ci darà una promozione? Vieni, buon servo, vieni. Tu mi sei stato fedele nel poco, ti metterò nelle grandi cose. Questo è ciò che vorremmo tutti, ma bisogna guadagnarselo. Bisogna guadagnarselo. Le benedizioni del Signore noi non le avremo dormendo. È necessario che ci diamo da fare, è necessario che cominciamo a fare qualcosa per il nostro Signore, è necessario che ci diamo da fare. In Proverbi capitolo 6 che abbiamo letto prima, il proverbista dice: il proverbista, fino a quando, o pigro, te ne starai coricato? Quando ti sveglierai dal tuo sonno? Dice Proverbi 6, 9. Il proverbista associa 2 cose: pigrizia con dormire. Pigrizia e dormire vanno insieme. E il proverbista è molto chiaro quando ci dice
che se uno dorme, se non si dà da fare, non prospererà mai. Mai. Si può comportare così la Chiesa? Matteo capitolo 26, versetto 40. Matteo 26, 40. C'è un momento durante la vita di Gesù dove Gesù si trovava molto turbato. Gesù stava molto afflitto, molto preoccupato. Gesù aveva bisogno in quel momento che i suoi discepoli lo sostenessero, lo aiutassero, stessero con lui. Matteo 26, 40. E guardate che cosa dice Gesù. Oh, Matteo. Poi tornò dai discepoli e li trovò. Come li trovò? Addormentati. Era contento Gesù di averli trovato a riposare. Era molto contento. Li sgridò e disse Gesù a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? Aveva chiesto di pregare con lui un'ora e li trova a dormire. Io aggiungo, la Bibbia non lo dice, loro non avevano lo Spirito Santo. Anche se Gesù li sgridò e si arrabbiò, a mio punto di vista loro potrebbero essere giustificati dal fatto che non avevano lo Spirito Santo. Ma noi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo lo Spirito Santo? La Bibbia dice che se siamo cristiani lo Spirito Santo ce l'abbiamo. Se non ce l'abbiamo, allora non siamo cristiani. E se loro era più forte la carne di loro, era perché non avevano lo Spirito Santo. Loro avevano Gesù, non lo Spirito Santo. (41) Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Parla dello spirito dell'uomo, non lo Spirito Santo. Perché in Gesù il nostro spirito riprende a vivere, lo spirito dell'uomo. E lo spirito dell'uomo vuole le cose spirituali, ma la carne no. La carne vuole le cose carnali. Fra queste sta uno dei peccati più gravi davanti agli occhi del Signore, ed è il riposo. Spirituale, sì, ma anche fisico. Non ci si può rilassare troppo. Anche in questo bisogna essere giusti. Io ho predicato che bisogna lavorare il giusto, non abusare. Il corpo può lavorare 8 ore. A me a volte mi tocca fare un'ora in più, ma lo faccio perché voglio uscire il giorno dopo un'ora prima, non perché voglio lavorare di più. Ma se il corpo non può lavorare troppo, non può neanche dormire troppo. Non può. Io il sabato non voglio fare niente la mattina, perché alzandomi presto tutti i giorni, almeno il sabato, vorrei dormire un po' di più. E infatti dormo un po' di più. Mi alzo alle 8, 9, 10 quando mi sveglio o quando ne ho voglia. Perché non faccio niente. Perché ho già lavorato. Mi sono già sacrificato tutta la settimana.
e a volte vado a lavorare molto stanco. A volte mi alzo la mattina stanco, perché non ho solo il lavoro fisico è uno, ma il lavoro qui è un altro che stanca di più del lavoro fisico. A volte il lunedì vado a lavorare più stanco di tutto il lavoro che ho fatto durante la settimana con loro, perché il lavoro spirituale stanca di più, molto di più. Un predicatore quando predica tanto arriva la sera che gli fanno male i muscoli, le fanno male le ossa, perché lo spirituale viene a sfinire le forze fisiche, assorbe l'energia, l'attività spirituale. Ed è molto più stancante lavorare nell'opera del Signore che lavorare fisicamente, molto più stancante. Per questo motivo, a volte, ma se è necessario, io mi alzo presto. Se non è necessario, io preferisco riposare. Che cosa voglio dire? Se uno merita il riposo, va bene, si può fare. Quello che non va bene è l'abitudine di farlo tutti i giorni, perché allora facciamo di noi un corpo ramolito, un corpo, come dire, e soprattutto si va contro le normative che ci sono per il corpo umano, in quanto la disciplina e l'equilibrio che ogni persona deve avere. Non si può lavorare troppo, ma non si può neanche dormire troppo. Ci vuole un equilibrio, il giusto in una cosa e il giusto anche nell'altra cosa. Ora, se uno dice io dormo un giorno a settimana, va bene, va benissimo, ma non tutti i giorni. Dice Gesù, non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? Che cosa ci mostra questo versetto? E io mi fermerò e lascerò una seconda parte, ve lo comunico fin d'ora. Che cosa ci mostra questo versetto? Ci mostra che l'uomo ha un nemico molto più cattivo, molto più, come dire, molto più forte, direi, del diavolo stesso. Un nemico del quale dobbiamo parlare e che dobbiamo imparare a combatterlo. Versetto 41. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. La Bibbia ci insegna che noi abbiamo 3 nemici. Il diavolo, il mondo e la carne. Che cos'è la carne? Io. La carne viene definita nella Bibbia, la carne, la natura peccatrice dell'uomo, il desiderio di peccare dell'uomo. E ci sono cose in noi che sono puramente carnali e ci sono cose in noi che sono spirituali. Ora,
chi governa, chi comanda, chi gestisce o guida la nostra vita? Chi? Lo spirito o la carne? Quante volte parliamo dell'attacco del diavolo? E che il diavolo qui, il diavolo là, ogni cosa, ogni peccato, il cristiano, cosa ti è successo? Ah no, il diavolo, che il Signore lo riprenda. E magari quel poveretto lì non c'entra niente, perché non possiamo attribuire ogni nostra mancanza al diavolo. No, non è vero. Il diavolo perciò odia i cristiani, perché lo stanno sempre ad accusare a lui ingiustamente. I giusti che accusano ingiustamente. A volte accusiamo il diavolo e lui non c'entra niente. Abbiamo un nemico più crudele, abbiamo un nemico più pericoloso, abbiamo un nemico più vicino a noi, che noi tutti stiamo trascurando e pensiamo che l'attacco verrà da fuori, pensiamo che l'attacco verrà dal diavolo e stiamo attenti da dove arriva la tentazione. Dice Gesù: pregate, vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Quando si cade in tentazione? Quando la carne è debole. La carne vuole peccare, la carne desidera i suoi piaceri, per questo a volte ritornano nell'uomo il desiderio di fumare. Nel cristiano, ritorna nel cristiano il desiderio di bere, ritorna. Quando non mi occupo del mio spirito, ma lascio fare alla mia carne. E tanti altri peccati che non si possono stare tanto a menzionare. Dobbiamo parlare di questo nemico. Domenica prossima parliamo di questo grande nemico e impareremo a combatterlo, la carne, cioè noi stessi. Perché stiamo ricevendo un attacco non da fuori, da dentro. Dentro di noi arriva il desiderio, da dentro di noi arriva la tentazione, da dentro di noi arriva. Efesini 5,14, con questo chiudo. Efesini 5,14. Poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Per questo è detto: risvegliate, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Tu che dormi, come? Fisica ed spiritualmente. Perché il mio corpo fisico manifesta il mio stato spirituale. Le mie azioni fisiche fanno vedere come sta il mio spirito. Dobbiamo combattere questo nemico, la carne. Domenica prossima non mancate, così finiamo questo messaggio che me l'ha dato il Signore, non me lo sono inventato io, affinché lo analizziamo e lo mettiamo in pratica, perché così noi vivremo nella benedizione del Signore. Così noi vedremo quest'anno le cose invisibili. Così noi quest'anno riceveremo tutto quello che Dio ha per noi, che non siamo ancora riusciti ad averlo. È necessario che ci diamo da fare. Dobbiamo correre. L'Apostolo Paolo parlò dell'atleta, ma alla fine l'Apostolo Paolo in Filippesi capitolo 3 versetto 12 al 15 dice: non che io abbia già ottenuto tutto,
abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono stato anche afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro, protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi. Se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto dal punto a cui siamo arrivati continuiamo a camminare per la stessa via. Dobbiamo camminare per la stessa via dove il Signore ci ha messo a camminare e dobbiamo andare avanti verso la meta. Mai fermarci per nessun motivo. Mettetevi in piedi e preghiamo il nostro Signore. Signore, grazie ti diamo nel nome di Gesù. Grazie Padre per l'opportunità, Signore, che ci dai di far parte della tua Chiesa, Signore. Grazie Dio perché tu sei buono, Signore, sei buono. E vieni, Signore, dandoci le istruzioni necessarie per poter, Signore, essere veri cristiani, per poter essere veri discepoli.